Salve a tutti, oggi giocheremo una partita un po' più lunga, una partita a 10 minuti, quindi questo mi permetterà di avere un po' più tempo per spiegare i miei pensieri e mi riproporrò di pensare tutto a voce alta, cercare di non pensare nulla a mente, condividere con voi tutto ciò che mi passa per la testa in questa partita. Quindi proviamo a cercare un avversario che vuole giocare a 10 minuti. Ha giocato un avversario statunitense. Ora abbiamo l'elo un po' più basso, che a 10 minuti non ha ancora fatto partite. Questo è l'elo rapid. Appena giocato E4. Ok, il nostro avversario ci ha giocato la difesa a Liekin. Una difesa ipermoderna, cioè con la difesa a Liekin il nero non ambisce a occupare il centro, vuole che noi lo occupiamo per poi attaccarcelo. Però, ok, io credo nel centro, perché no? Quindi occupiamolo. Va bene occupare il centro. Ora il nostro pedone in E5 ci garantisce spazio, il pedone è molto forte, ecco, il cavallo è tornato indietro e a questo punto cosa facciamo? Proviamo a occupare il centro con più pedoni. Ora il nostro centro è molto potente, non ha sviluppo. Vedete che essere andato in F6 per poi tornare indietro probabilmente non è il massimo. Il nostro avversario ha giocato F6. F6 è una mossa che è un po' strana perché indebolisce questa diagonale. Penso purtroppo possa avere problemi. Oh, volevo fare la freccia su questa diagonale qui. Donna H5 potrebbe. Adesso provo a tendere una trappola per vedere se ci casca. Gioco alfiere di 3 che prova a sfruttare le case bianche. Oh, e adesso l'avversario è caduto nella trappola. Ok, sono davvero dispiaciuto per lui. Io questo porta un matto che è spettacolare, che è un matto abbastanza veloce, perché questa diagonale è estremamente debole. Questa diagonale è estremamente debole, il suo re soffre, io ho già l'alfiere, che può lavorare su questa diagonale, la donna, che può andarci, ora gioco la donna in H5, semplicemente, questa è la linea più debole, il pedone in F6 non si può muovere, il pedone in F7, non fatela una mossa così. Ora il nero ha giocato G6, e ora il peone G6 è difeso da un altro pedone. Ma qual è il suo problema? Il suo problema è che ho due pezzi che attaccano questa diagonale, ossia l'alfiere, ossia la donna. Quindi posso fare. Oh, non so perché mi ha fatto un movimento di cavallo. E quindi io posso giocare un sacrificio. Posso sacrificare in G6, lui non avrà difensore. Posso sacrificare l'alfiere. Oppure giochiamo una continuazione più spettacolare. Sacrifichiamo la donna. Dopo donna per G6 abbiamo la donna in meno, ma quando ci prende, ora abbiamo solo l'alfiere, ma l'alfiere che controlla la diagonale è sufficiente per dare scacco matto al suo re che non ha mobilità. Alfiere per G6, matto. E il suo re è caduto. Quindi questa partita è stata piuttosto corta perché l'avversario è caduto in un errore comune. Davvero, ricordatevi, una cosa molto importante, anche se siete alle prime armi, sono le primissime partite, non toccate il pedone F in apertura, salvo in casi eccezionali, perché indebolire questa diagonale non è un bene. Spero che magari possiate usare trucchi simili anche nelle vostre partite. Proviamo a cercare un altro avversario per questa partita, è stata troppo corta. Stavolta è un brasiliano. Proviamo di nuovo a giocare E4. Ci tocca sempre il bianco. Fortuna, ok. E4 e 5. A questo punto giochiamo cavallo F3. Il cavallo in F3 attacca il pedone in E5, quindi ci sviluppiamo. Ha giocato F6. Ragazzi, oggi è il giorno degli F6. F6 è una mossa cattiva, perché è molto interessante. Come vincere quando si fa un F6? F6 è una mossa cattiva, perché il cavallo innanzitutto non può più essere sviluppato in F6. L'alfiere sarà forte su questa diagonale, lui non potrà più arroccare. Ora starei meglio giocando di 4, ma faccio un sacrificio devastante. Cavallo per E5, perché sacrifico in E5? Perché poi la donna entrerà in gioco con effetti decisivi su questa diagonale. È incredibile che, una coincidenza incredibile che per due volte di fila abbiano giocato F6. A questo punto donna H5, vedete questa diagonale debole. Ora nero una scelta spiacevole. Allora, o spinge il pedone. Ora, se avesse mosso il re,
avrei avuto un attacco decisivo. Magari dopo provo a farvelo vedere nell'analisi. E dopo G6 a questo punto, che era un attacco doppio. Ora ho sacrificato un cavallo per 2 pedoni. Ma ora ha un attacco doppio contro il re. Lui ha dovuto difendere lo scacco. Ora la torre cade. E purtroppo è molto. Quindi io praticamente ho catturato 2 pedoni. Un cavallo, 2 pedoni in una torre. Lui ha catturato un cavallo, un pedone. Magari 2. Non è sufficiente. E in più ha tutto sotto attacco. Ora giochiamo per esempio alfiere 2. Continuiamo lo sviluppo. Può catturare G2 ma non succede niente perché mettiamo la torre in F1 abbiamo comunque una qualità in più. Il punto è che la torre vale più del cavallo. E ora, una volta mobilitati questi pezzi, la sua posizione sarà critica. Ok, donna E6. Cosa fare adesso? Come vi dicevo, io credo nel materiale. Quindi donna per H7. Cioè lui deve sempre avere qualcosa, un compenso, qualche tipo di compenso quando sacrifica il materiale. Se non ha nulla, accettiamolo. Ora è un altro pedone. Ora ho un certo vantaggio di materiale. Non si sente ancora molto perché ho ancora i pezzi a casa. Cioè questi pezzi sono passivi, però sarà... Ops. Sono ancora passivi, però sarà questione di... Ora, ok, non dimentichiamoci. Ok, posso continuare lo sviluppo come mi ero ripromesso, però se gioco cavallo C3, ops, la donna. No, no, no. Donna cattura G6, cattura un altro pedone con scacco. Ok, dopo di questo, ok, donna F7, ora ricordatevi, possiamo mantenere le donne, ma, come mi piace dire, il principio di semplificazione. Riduco la quantità di materiale, sarà più facile sfruttare il vantaggio di materiale. Ok, ora bisogna sviluppare i pezzi. Ora magari il vantaggio di materiale non si sente ancora, però quando avrò portato tutti i miei pezzi in gioco si sentirà. Ok, a questo punto arrocchiamo. Ora il re è al sicuro. Ok, a questo punto giochiamo D3. Vogliamo sviluppare questo alfiere, che dovrà uscire. Poi magari mettiamo la torre in E1, l'alfiere in F3. Pian piano tutti i pezzi giocano. Ok, cavallo di 4. Ok, ora infrangiamo un principio. Muoviamo 2 volte lo stesso pezzo, ma perché? Perché materialisticamente voglio mantenere il pedone in C2. Perché darlo? Perché darlo? A volte bisogna essere materialisti, perché alla fine non ci sono le donne, quindi il materiale è abbastanza importante adesso. Alfiere 3. Ora l'alfiere è in gioco, ora magari voglio cambiarlo, perché, come vi ripeto, abbiamo più materiale, cambiano i pezzi. Ok, alfiere cavallo G4 ha giocato il nostro avversario. Cosa fare? Potrei cambiare i pezzi. Iniziamo a cambiare questo cavallo. Ora dovrà ricatturare. E ricordatevi, più si cambia, se sembrerà quasi una magia quando giocate. Avete più materiale, mantenete i pezzi un casino. Scambiate i pezzi e il vantaggio diventa sempre più consistente. Cavallo B5. Ora questo peone cade. Ora questo peone non cade, però è indifeso. Sì, forse avrei potuto catturare questo cavallo. Sono dimenticato di cambiarlo, non ho seguito il consiglio. Però il problema è che ora questo pedone è debole. Scusate, questo pedone è debole e cade. Quindi cavallo per D4. E ora abbastanza difficile per lui difendersi. Ora non so bene cosa possa fare. Ok, alfiere G7. Ok, a questo punto cosa facciamo? Potremmo giocare... Allora voglio giocare... Sì, giochiamo cavallo F3. Voglio, come vi ho detto, cambiare i pezzi semplicemente. Ora voglio cambiare i pezzi perché cambiando i pezzi sarà più facile concretizzare il vantaggio. Cavallo per F3, alfiere per F3. Ovviamente non G per F3 che doppierebbe i pedoni. Alfiere per, sto alfiere attivo. Alfiere di 7. Ok, ora prendiamo il pedone, perché no? Come vi ho detto, credo nel materiale. Il materiale è importante. Ok, ora ci attaccano, quindi giochiamo scacco. Salviamo l'alfiere con tempo. A questo punto bisogna capire cosa farà. Adesso gioca alfiere 6, cambia. Ok, per F8, buona mossa. Adesso, ok, non so perché mi fida questa freccia. A questo punto potremmo... Perché no, potremmo proteggere B2. Comunque ha attaccato 2 volte, però se lo cattura con la torre voglio semplificare di nuovo. Se semplifichiamo... Ok, ora ovviamente manteniamo le torri, no, semplifichiamo. Sempre meno materiale, più facile. Ok, ora la torre entra in gioco. La torre deve stare su una colonna aperta. Quella colonna aperta è la colonna B. La torre potrà entrare in ottava o più semplicemente in settima, dove sarà molto forte. La torre B7. Ora la torre è estremamente attiva. Ok, ora l'avversario si è inchiodato. Ora diciamo che abbiamo vantaggio laterale, potremmo vincere in vari modi. Potremmo spingere questi pedoni.
Però ha creato un'inchiodatura assoluta, ovvero il suo re sulla stessa linea dell'alfiere, quindi l'alfiere non si può muovere, è illegale muovere l'alfiere, e quindi io lo attacco con l'alfiere. Normalmente il mio alfiere sarebbe in presa, ma non in questo caso, perché per via di questa inchiodatura, per via del fatto che il re si trova sulla stessa traversa, qua perderebbe materiale. Quindi ora diciamo che il nostro vantaggio è ancora maggiore rispetto a prima. Non so bene cosa possa fare qui. Re di 8, torre per di 7. A questo punto si è abbandonato perché lo svantaggio ormai è troppo grande. Ora andiamo in analisi. E ok, ora ok. Ho aperto un'altra finestra, quindi adesso scusatemi. Ok, non mi nascondo che non sono molto portato ancora con OBS, quindi proviamo. Ok, proviamo. Aspettate. Che pena. Proviamo a sistemare. Ok, proviamo a vedere la scacchiera d'analisi. Spero che magari il videomaker taglierà questa parte. Ok, abbiamo una scacchiera d'analisi. Ok, e posso far vedere la partita. Ok, ok. Posso far vedere la partita. Ok, E4, E5, cavallo F3, F6. Faccio vedere questo perché è un trucco che potete usare per vincere molte partite. Quando vi fanno F6 catturate. Ora su F per E6, donna H5, scacco. Su G6 come in partita, qua catturando in E5 abbiamo un vantaggio decisivo. Su Re E7, ora donna per E5, Re F7, il suo re è il centro. A questo punto vinciamo portando altri pezzi in attacco. Si unisce l'alfiere. Alfiere all'attacco. Re G6, donna F5, Re H6. Ora bisogna portare un altro pezzo in gioco. Questo alfiere. Come portiamo questo alfiere? D4, scacco di scoperta. L'alfiere attacca il re. A questo punto il nero gioca G5 perché separa lo scacco di donna, catturiamo la donna con matto. Dopo G5, vantaggio decisivo, vogliamo portare questa torre in attacco, H4. E nero qua soccombe di fronte alle minacce. Perché ci sono troppe minacce, alfiere per G5, con attacco doppio re e donna. H per G5 con doppio attacco di scoperta. Ora per esempio se ci attacca la donna, H per G5, scacco doppio, Re G7, donna F7 matto. In caso di altre mosse tipo donna E8 per controllare questa casella, donna per G5 matto. Le minacce sono davvero troppe, quindi qua potete vincere matematicamente. In caso che vi giochino una difesa migliore, ovvero cavallo per F per, donna H5, Re E7, donna per E5, Re F7, alfiere C4 e giocano D5, alfiere per ostacolare il vostro attacco. Ora donna F5 non esiste perché c'è l'alfiere, ma continuiamo l'attacco con H4. Ora l'idea, se lui continua lo sviluppo, è giocare H5, H6, D4, scacco di scoperta, G5, H per G6, en passant, Re per G6, donna H5, Re F6, e qua potete decidere come dare matto, donna G5, donna F7, donna F7 da matto per esempio. In caso di H4, H5, H6, a questo punto, ok, noi vogliamo dare matto. Non possiamo perché c'è l'alfiere che controlla questa casella. Niente, abbiamo questa flessione senza nulla. Cosa facciamo? Bisogna togliere questo alfiere, quindi giochiamo una combinazione di deviazione. Giochiamo alfiere per B7. Catturiamo questo pedone. Vogliamo catturare la torre. Ora, ok, se perde la torre abbiamo più materiale. Abbiamo già 4 pedoni per il cavallo. Abbiamo già più materiale in realtà. Vogliamo già guadagnare anche la torre. E su alfiere per B7. Ecco la deviazione. Abbiamo perso l'alfiere, ma ora matto. Donna F5, scacco matto. Quindi, con l'analisi che abbiamo visto, spero che siate in grado di vincere con cavallo per i 5. Guadagnate un pedone, se vi cattura il cavallo, vincete. Ah, può giocare donna E7 per ricatturare il pedone in E4. Ora tornate indietro, donna per E4, alfiere 2, poi arroccate, cavallo C3, D4, arrocco, cavallo C3, torre 1. Avete un vantaggio di sviluppo immenso, ha problemi la donna e il re sulla stessa linea, i pezzi ancora tutti a casa, F6 indebolisce la posizione. Vi spero con questa analisi riusciate a sconfiggere i giocatori che vi giochino F6 e voi non fatelo. E niente, quindi per oggi è tutto e spero di vedervi nuovamente in prossime occasioni. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!